Si è insediato a Sestri Levante il nuovo Consiglio Comunale, rappresenterò tutti e anche chi ha votato altri, ha detto il sindaco Ghio. Massimo Bixio, riconfermato Presidente dell'Assemblea. Preoccupazione dei sindacati sul passaggio di gestione dei parcheggi a pagamento a Chiavari, aperto il bando per la selezione pubblica, chieste rassicurazioni per i 9 dipendenti APCOA. Il Papa in udienza, la fede deve partire dalla liberazione, non dai doveri. Nella terza catechesi dedicata ai comandamenti, Francesco ha sottolineato: Dio prima salva, poi chiede. Affidiamo a Maria la nostra vita, così il Vescovo a Pila di Sestri Levante in occasione della festa patronale. Poi l'appello di ripristinare la consuetudine di consacrare i bambini alla Vergine nel momento del battesimo. Fare missione a Cuba vuol dire prima di tutto mettersi in ascolto, a dirlo Don Piero Pigollo, sacerdote di Genova da 2 anni a Santo Domingo. In questi giorni in Liguria, forte e positiva la collaborazione con Don Claudio Arata. A Lavagna le semifinali del campionato Under 20 di pallanuoto. I padroni di casa del Lavagna 90 dovranno giocarsela con Posillipo, Acquachiara e Brescia. Prima gara domani alle 18. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Apriamo con la politica amministrativa. Ieri sera dunque si è insediato il Consiglio Comunale di Sestri Levante, eletto lo scorso 10 di giugno. Il sindaco Valentina Ghio ha ufficializzato le scelte per la composizione della sua maggioranza. Riconfermato Massimo Bixio come Presidente dell'Assemblea. Sentiamo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giura sulla Costituzione e dà il via al secondo mandato. Valentina Ghio, forte della vittoria al primo turno, ma spiega in aula, aperta anche a chi non ha votato o chi ha votato per altri. Presidente dell'Assemblea è stato riconfermato Massimo Bixio, il vice è Paolo Smeraldi. 3 i gruppi di maggioranza: Valentina Ghio sindaco, da dove arrivano gli assessori Gianelli, Pinasco, Battilana ed Elisa Bixio, e i consiglieri Massimo Bixio, Silvio Rezzano, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini, Marco Piccinini, Andrea Garibotto e ancora Gabriele Ovindo e Mara Foresta, che è la capogruppo. Poi la lista Viviamo Sestri, che ha eletto Luca Ciotoli, mentre Giorgio Calabrò, critico con la Giunta per aver pescato i nomi da una sola lista, rappresenterà Sestri al centro. Nella Giunta si è rivista la Pinasco, assente nei giorni scorsi per motivi di lavoro, che impronterà il suo mandato di assessori e servizi sociali nell'ascolto diretto con la gente. Io sono l'unico assessore nella storia che non ha avuto l'ufficio, perché non l'ho voluto, perché secondo me bisogna stare tanto fuori e poco chiusi dentro. Poi abbiamo una Sestri che è bellissima e quindi è anche più facile stare fuori. Ai banchi della minoranza i gruppi sono 5, Sestri e di tutti, con Giampaolo Benedetti capogruppo, Riprenditi Sestri, guidata da Marco Conti, Giovanni Toti Liguria, con Giancarlo Stagnaro, e per il Movimento 5 Stelle Fabio Sturla. La Lega è rappresentata dal capogruppo Albino Armanino e da Paolo Smeraldi. Quale sarà la vostra posizione di opposizione a questa giunta? Sarà di proposta, noi saremo semplicemente di proposta e vigileremo soprattutto che mantenga le promesse che ha fatto. Ci sono stati dei ripescaggi di persone che hanno già svolto questo ruolo negli anni passati, noi speriamo che lavorino bene e faremo la guardia a queste cose. In questi giorni è stato aperto il bando per la selezione pubblica volta ad assegnare la gestione dei parcheggi a pagamento a Chiavari. Filcams CGIL chiede rassicurazione e trasparenza nel passaggio. Il sindacato chiede la riassunzione dei 9 dipendenti attualmente in servizio ad APCOA. Che cosa chiedete innanzitutto dal punto di vista del lavoro? Ma innanzitutto chiediamo la garanzia del posto di lavoro per tutti coloro i quali sono assunti adesso dalla cooperativa COA, ma soprattutto chiediamo come Filcams CGIL chiarezza e trasparenza sul passaggio che è avvenuto. Più volte ho chiesto di essere convocata, non abbiamo chiarezza né su quando avverrà né di come avverrà, abbiamo chiesto di fare un passaggio di ramo d'azienda, quindi con il 2112 del Codice Civile, perché questo ci garantisce una maggiore economicità e soprattutto la garanzia della continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti. Ci si ostina a voler fare una selezione pubblica chiamandolo un semplice colloquio, che semplice colloquio non è. Il bando è uscito venerdì e scade fra soli 10 giorni con 3 giorni di festivi in mezzo, quindi col rischio ancora di non riuscire a procurarsi tutta la documentazione per partecipare al concorso, ed è comunque una selezione che intanto, se è di evidenza pubblica, deve garantire la partecipazione di chiunque voglia partecipare. Questo è assolutamente nel mio DNA.
Pertanto non c'è la garanzia di un passaggio diretto dei lavoratori di adesso, c'è una selezione pubblica che secondo noi non va fatta, perché la selezione pubblica la fa il pubblico impiego e Marina Chiavari è una società sì partecipata, ma non è una società pubblica. Quanti sono i lavoratori attualmente impiegati in APCOA e che dovrebbero fare il passaggio al ramo d'azienda? Allora, i lavoratori sono 9, di cui 8 ausiliari del traffico e una impiegata, e oltretutto il bando parla solo di ausiliari del traffico, quindi ci sono diverse incongruenze che noi non vediamo chiaro e vogliamo assolutamente capire cosa si intende fare. Chiedete maggiore chiarezza quindi al Comune? Chiediamo maggiore chiarezza, ma soprattutto chiediamo la massima trasparenza nelle procedure. Questa mattina, terza catechesi del Papa dedicata ai comandamenti. Francesco è giunto in piazza San Pietro salutando i fedeli presenti e anche gli ammalati che hanno seguito l'udienza dall'aula Paolo VI attraverso un maxi schermo. Il titolo della catechesi odierna è stato «L'amore di Dio precede la legge e le dà senso». Francesco ha sottolineato che Dio prima salva nel Mar Rosso e poi chiede sul monte Sinai. Per avvicinare i giovani al cristianesimo, ha spiegato, non iniziamo da obblighi ed impegni, ma dall'amore del Padre, che è fondamento dei doveri. Dio, ha concluso il Papa Francesco, non ci ha chiamati alla vita per rimanere oppressi, ma per essere liberi e vivere nella gratitudine, obbedendo con gioia a colui che ci ha dato tanto, infinitamente più di quanto mai potremmo dare a Lui. Sentiamo un passaggio della catechesi di Papa Francesco. L'azione liberatrice di Dio posta all'inizio del Decalogo, cioè dei comandamenti, è la risposta a questo lamento. Noi non ci salviamo da soli, ma da noi può partire un grido di aiuto. Signore, salvami. Signore, insegnami la strada. Signore, carezzami. Signore, dammi un po' di gioia. Questo è un grido che chiede aiuto. Questo aspetta a noi, chiedere di essere liberati dall'egoismo, dal peccato, dalle catene della schiavitù. Questo grido è importante, è preghiera, è coscienza di quello che c'è ancora di oppresso e non liberato in noi. Ci sono tante cose non liberate nella nostra anima. Salvami, aiutami, liberami. E questa è una bella preghiera al Signore. Con l'udienza di questa mattina Papa Francesco ha salutato i fedeli. Nel mese di luglio infatti non ci sarà la tradizionale udienza del mercoledì, il Papa prenderà un periodo di riposo, il cammino e la catechesi riprenderà nel mese di agosto. La comunità di Pila a Sestri Levante ha celebrato la festa patronale di Nostra Signora delle Grazie, che quest'anno ha coinciso con la solennità della Natività di Giovanni Battista. Il legame tra le due celebrazioni è stato sottolineato dal Vescovo nel corso della Santa Messa. Maria è mediatrice di grazie, affidiamo a lei la propria vita. È l'invito formulato dal Vescovo dall'altare di Pila a Sestri Levante in occasione della festa patronale. Il Vescovo ricorda la visita di Maria alla cugina Elisabetta e sottolinea come Gesù, ancora nel grembo della madre, è presenza che santifica Giovanni Battista. Maria porta Gesù, è il suo compito di mediatrice, è strumento di grazia e anche oggi interviene affinché otteniamo i doni di Dio. Ognuno qui, dice Monsignor Tanasini, porta domande, intenzioni, porta la sua vita e la affida a Maria. Perché la consacrazione battesimale venga portata a pienezza e a compimento, perché Maria ci ottenga la grazia di questa vita cristiana rinnovata, sempre più vivace, sempre più autentica. Questo è il grande dono che ognuno di noi può chiedere per l'intercessione di Maria. Il Vescovo lancia infine una proposta, chiede cioè che venga ripristinata la consuetudine di consacrare i bimbi a Maria nel momento del battesimo. Non si tratta semplicemente di un bel gesto religioso, ma si tratta davvero di compiere un affidamento. Comincia questo bimbo, questa bimba, inizia il suo cammino. Maria, accompagnalo, portalo tu per mano. Riprendiamo questo gesto.
Al termine, Don Enzo Frisino ringrazia il Vescovo per la sua presenza e sottolinea come alcuni oggetti sacri utilizzati per la celebrazione siano stati il frutto del lavoro e della generosità dei fedeli di Pila. Questa è una casola che è stata fatta dal laboratorio Apeo Perosa, frutto del lavoro delle settimane e della raccolta che si fanno, e anche il turibolo sono tutti, come dire, segni della comunità che partecipa. E la comunità di Pila Sestri Levante festeggerà il santo titolare della parrocchia San Paolo venerdì con la messa solenne delle 20:30 presieduta da Don Enrico Dondero. È iniziato il cammino in preparazione alla festa di San Pietro nella comunità parrocchiale di Riva Trigoso. Ogni sera alle 18 la Santa Messa, venerdì solennità del patrono. La Santa Messa sarà celebrata alle 20:30 da Don Siriac Bighirimana. Seguirà la processione per le vie del paese. Nella comunità di San Pier di Canne a Chiavari, domani giornata di vigilia, alle 17 sarà celebrata la Santa Messa zonale per anziani e malati, alle 21 sul Sagrato della Chiesa la commedia dialettale genovese con la compagnia I Ruspanti. Venerdì, giorno della festa, alle 10 la messa, alle 20:30 i vespri, a seguire la processione vespertina, la messa vespertina presieduta da prete Rinaldo Rocca e la processione nella zona sud con il crocifisso e l'Arca del Santo e la banda musicale Città di Chiavari. Nella comunità di San Pietro di Novella a Rapallo, domani alle 18:30 la Santa Messa della Vigilia, venerdì invece giorno della festa, al mattino Santa Messa alle 10:30, nel pomeriggio alle 20:30 la Messa solenne sarà celebrata da Padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppio in Siria. Alle 21:30 si svolgerà la processione con la partecipazione dei tradizionali crocifissi e della banda cittadina. E in Italia da alcune settimane Don Piero Pigollo, sacerdote di Genova, da 2 anni Fidei Donum a Cuba nella missione interdiocesana Ligure. Un'occasione per incontrare gli amici e la Chiesa genovese, ma anche per raccontare i bisogni dei cubani della diocesi di Santa Clara. Sentiamo. Quali sono i progetti che state seguendo? Un progetto grosso è portare avanti i lavori di ristrutturazione della sede della Caritas parrocchiale di Santo Domingo, dove dovrebbe poi trasferirsi la mensa e anche una parte al piano superiore per l'accoglienza sia degli ospiti italiani ma soprattutto delle attività dei giovani o delle famiglie a livello locale. E poi c'è ovviamente il sostegno alle mense della Caritas delle nostre parrocchie, il sostegno per i trasporti da noi che sono una grossa difficoltà, così come reperire fondi per i farmaci che la mancano. In tutto questo collabora con Don Claudio Arata, il giovane sacerdote di Chiavari, impegnato anche lui a Cuba. Siete insieme nella missione di Santo Domingo. Come va questa collaborazione? A parte che lui è molto giovane, quindi sono avvantaggiato perché lui ha un sostegno valido. Poi appunto la vita comune ci permette non solo di pregare insieme al mattino, ma anche di condividere le nostre sia attività, ma anche eventualmente se la collaborazione diventa anche consiglio eventuale, come possiamo aiutarci. Di recente ci sono stati gli episodi alluvionali che hanno colpito anche la vostra zona. Siete riusciti in qualche modo comunque a essere attivi, a dare una mano? Diciamo che il governo sta facendo la sua parte di reperire gli aiuti e noi in qualche modo per la nostra parte anche noi vediamo un attimo quali sono le necessità che magari a livello locale non si riescono a risolvere, per vedere se noi possiamo essere un aiuto per quelle famiglie che sono state fortemente colpite da questa alluvione. Si avvicina ai 2 anni di missione a Cuba. Questa esperienza l'ha cambiata in cosa? E forse di essere un po' più alla mano anche con la gente, nel senso che qui non fosse alla mano, ma un po' per lo stile loro cubano, di essere molto accoglienti, affettuosi, così anche questo direi incide un po' anche sul mio carattere adesso. Il gruppo di minoranza Uniti per Zoagli chiede alla Giunta Comunale di trovare una soluzione alle numerose richieste di postazione per canoe. L'ipotesi, che pare percorribile, è quella di destinare a questo servizio l'area nell'arcata sotto il ponte un tempo destinata ai posti barca. Il Comune, secondo i consiglieri di minoranza, potrebbe predisporre degli anelli ai quali assicurare le canoe con catene per evitare furti. A completamento dell'opera potrebbe essere disposta una cassapanca con lucchetto per i remi. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie e lo sport.
I poveri a 5 milioni, questo è il titolo di Avvenire. Secondo l'Istat la situazione peggiore dal 2005, Di Maio serve subito il reddito di cittadinanza. Al sud una famiglia su 10 in difficoltà, allarme per i minori, 1 milione senza risorse, tra i più colpiti i nuclei formati da stranieri. E alla Camera vitalizi Fico, ora accelera per la revoca. I rifiutati verso Malta, difficile intesa europea, incontro tra il presidente francese Conte, i 234 della Lifeline destinati a 4 paesi, ma Conte era a Roma soprattutto per incontrare il Papa Macron. Ascoltiamo i più deboli, lungo e cordiale il colloquio su migranti e Unione Europea. Dagli Stati Uniti Trump ha vinto sì dei giudici al travel ban, quindi il divieto d'ingresso per i cittadini di 7 paesi islamici è legge ed è possibile per gli Stati Uniti. A fronte di questa grande povertà, 5 milioni di poveri, c'è un altro fenomeno molto molto particolare, l'azzardo, il fenomeno del gioco d'azzardo. Soprattutto a Roma, 2 ragazzi su 3 giocatori abituali, drammatica denuncia di Caritas Roma, vince il miraggio del denaro facile, scommesse sportive gratta e vinci più amati, lo smartphone strumento più usato, l'arcivescovo De Donatis, non basta l'allarme, occorre educare. Siamo sul secolo XIX, migranti, ora è l'Italia a respingere, controlli rafforzati a Ventimiglia, irregolari rimandati oltre confine, Pettorino dice la Guardia Costiera soccorre sempre. E poi la foto di un'attrice hollywoodiana, Jennifer Aniston, star di Hollywood a Santa Margherita Ligure, a fine luglio alcune scene di Murder Mystery. Di Maio sfida l'Unione Europea, non ho paura di imporre i dazi, e povertà in Italia, 5 milioni sono sotto i limiti. Scuola, per gli insegnanti tornano le graduatorie, prima picconata del governo alla riforma della buona scuola di Renzi, stop alla chiamata diretta, Erasmus, boom di prof. E da Carasco la nuova passerella tra Rivarola e Graveglia pronta a fine estate. Veniamo all'interno del secolo XIX, nelle pagine del Levante. Ghio riparte e lancia il modello Sestri, la sindaca giura e avvia il secondo mandato, guardo anche a chi non ha votato per me. Camogli la seconda volta di Olivari, stasera insediamento, giuramento del sindaco e nomina della giunta. Dove invece non c'è una giunta comunale legalmente eletta è Lavagna, che è sorretta da una commissione di commissari prefettizi. Ebbene, la Corte dei Conti su Lavagna, rischio di dissesto finanziario, l'accertamento nell'anno dell'inchiesta per infiltrazioni mafiose, nessun accantonamento nel fondo di rischi a fronte di possibili pesanti passività. Alcuni malesteri sospetti si sono verificati ieri sera nella stazione di Chiavari. Vediamo la notizia sul nostro sito internet. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nella prima serata di ieri. Alcune persone che transitavano nella zona avrebbero accusato bruciore agli occhi, alla gola e difficoltà respiratorie. I pompieri, con gli strumenti in loro dotazione, hanno transenato l'area e provveduto a rilevare la presenza di eventuali sostanze tossiche, bonificando l'aria. L'esito delle rilevazioni è stato negativo. Le persone che hanno accusato malore sono state comunque accompagnate in via precauzionale al pronto soccorso di Lavagna. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altri aggiornamenti per noi oggi. Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Un breve aggiornamento su un incontro che si svolgerà questa sera in comune a Moconesi, siamo in Val Fontana Buona. È un secondo incontro di verifica tra gli utenti delle corriere ATP della zona, proprio tra Chiavari e quindi l'entroterra, Fontana Buona e Genova. C'è anche un comitato che si è costituito nel frattempo e che quindi potrà partecipare a questo incontro per portare le varie situazioni di disagio, le problematiche che stanno vivendo gli utenti che appunto utilizzano i mezzi di ATP, e saranno presenti proprio i vertici di ATP per parlare di queste problematiche. Chiunque può partecipare, l'incontro prenderà il via questa sera alle 20:30 in comune, lo ricordo, a Moconesi. È tutto a te Cristina. Grazie, ora parliamo di sport, di pallanuoto. Iniziano domani a Lavagna le semifinali nazionali del campionato Under 20 Girone 1 Liguria. La competizione vedrà tra i protagonisti la formazione del Lavagna 90 che grazie al piazzamento raggiunto disputerà le gare in casa. Le avversarie sono squadre Under 20 di società che militano in Serie A1, Posillipo, Acquachiara e Brescia. Una sfida vincente alla quale i lavagnesi si stanno preparando con impegno e tenacia. Sentiamo. Come siete arrivati a questo risultato, che è già un risultato importante, ma bisogna andare avanti?
Ma il risultato è molto importante, ci siamo arrivando terzi nel campionato ligure e qualificandoci per il girone di Napoli in casa della Cannottieri, dove abbiamo battuto 6-5 la Florenzia, di 2 gol l'Ancona e poi all'ultima partita di nuovo di 2 gol il padrone di casa della Cannottieri, e quindi qualificandoci primi del girone Napoli, e quindi giocheremo le semifinali in casa. Cosa ti aspetti da questa semifinale? E col fatto di giocare in casa, se può essere un vantaggio? Sicuramente sarà un vantaggio giocare tra le mura amiche, anche perché non abbiamo mai disputato una competizione di questo livello in casa, e spero che andrà bene, ci stiamo allenando bene, quindi incrociamo le dita e vediamo cosa succede. Ecco, quali saranno secondo te gli avversari più forti di questo girone? Sicuramente sulla carta il Brescia ha vinto l'altro girone, quindi dovrebbe essere la più forte, ma le altre sono rinomate, quindi non possiamo sottovalutare nessuno sicuramente. Incrociamo le dita, ripeto. Il girone è molto equilibrato, le squadre, stiamo parlando di squadre di Serie A1 come scuole pallanuoto, quindi Posillipo, Acquachiara, noi e il Brescia, anzi l'Acquachiara è retrocesso purtroppo quest'anno dalla 1 e noi squadra di A2, quindi ecco ci affacciamo in un palcoscenico difficile dove piccoli particolari possono fare la differenza, il livello è molto vicino, possiamo vincere e perdere con tutti. Dipenderà tanto da noi, dalla nostra voglia e fare il massimo possibile. Determinante è essere atleticamente pronti, essere pronti di testa a non mollare mai e quindi incrociamo le dita e ce la mettiamo tutta come sempre. Bene, con lo sport si conclude questa edizione del telegiornale, l'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con TV Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.